Agrigento, al Palazzo Filippini, le associazioni agrigentine EPEA, Ente Permanente per l'Educazione degli Adulti, e Archeo Club hanno organizzato un incontro sul tema Girgenti spettrale. Oggi, 17 giugno 2019, conosceremo un Agrigento inusuale, un Agrigento che magari a qualcuno può regalare il riso di scherno o di vergogna, ma che fa parte di una tradizione millenaria tramandata oralmente dalle nostre nonne e dalle nostre zie, che sono state cantastorie di tante storie misteriose, magari anche un po' snobbate, ed erano storie che venivano raccontate per mettere soggezione o anche per scaricare le paure. Erano anche storie di iniziazione al coraggio per i ragazzi dell'Agrigentino. In particolare nell'Agrigentino abbiamo tante personalità da scoprire, di un Agrigento misteriosa, enigmatica e talvolta anche spietata. La nostra sarà una versione narrativa e ludica, non c'è niente di esoterico, non ci sarà niente di spiritismi, è soltanto un racconto, così come ci è stato tramandato nei secoli. Qualche posto come la via Foderà, dove è stata vista, si dice, una processione di suore che portavano di lutto per una loro consorella e che di notte vagavano per queste strade del centro storico, ma anche qualche palazzo che poi è diventato un albergo in via Atenea, infestato da fantasmi, per cui è stato difficile persino affittarne il magazzino e tutto il resto, ma comunque c'è chi ha sfidato queste voci e ha comunque realizzato ciò che doveva fare, ed è così. Per esempio in questo sito è nato l'albergo Gellia ad Agrigento, ma tra tante difficoltà per le superstizioni che c'erano. Ma poi partiamo anche dall'antica Grecia, dove troviamo templi, anche questi infestati da spettri che mandano in subbuglio e creano malattie e peste, diffondono la peste tra l'esercito cartaginese. E tante altre storie che arrivano anche dai paesi vicini, da Naro, da Sciacca, da Licata, che racconteremo, perché non c'è paese della nostra provincia che non abbia avuto a che fare con stregoneria, con magia, con superstizione, e noi appunto oggi racconteremo un po' di questi fatti. Come ha detto Angela, insomma, c'è da ridere, c'è da avere paura. Ognuno naturalmente affronta la vicenda a modo proprio, noi la raccontiamo, poi vedremo le reazioni della gente.